male, si faccia avanti, si faccia avanti, se c'è qualcuno che cerca di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti, rifunzionare lo Stato italiano, si fanno prendere spesso la mano, inizia bene, finiscono male, può capitare che li trovi a rubare, e fanno cose che stabiliscono a usufruire di vantaggi esagerati, così abbandonano ogni tipo di lavoro e si comportano come dei puliti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. E non ci credo che tutti gli italiani soppererebbero la miata nei campi, infangherebbero il nome degli avversari, da solo scopo di non averli lì davanti, e comprerebbero la partita agli arbitri, ma in quanto arbitri sarebbero formale, racconterebbero bugie sulla disgrazia, in occasione di un criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non chino i valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro alla Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande mondo da solo. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fabbrica da solo i cambiamenti e non c'è nato che non abbia dovuto. Questa è la cumbia di chi cambia.